Cosa succede il 18 ottobre a Pordenone? Il 18 ottobre a Pordenone ci sarà un convegno dedicato a quelle che sono le scie di condensazione degli aerei. È un fenomeno che sta destando sempre più interesse nella nostra regione, in particolare nel Pordenonese ci sono molte persone che sono interessate e purtroppo alcune anche preoccupate per questo tipo di fenomeno che è a tutti gli effetti un fenomeno naturale che si può spiegare normalmente con quelle che sono la conoscenza dei fenomeni che avvengono nell'atmosfera terrestre. È un fenomeno naturale che sta in qualche modo aumentando di frequenza perché sta aumentando il numero di voli degli aerei e anche perché le caratteristiche proprio degli aerei, che sono sempre più efficienti e quindi hanno anche delle temperature di emissione degli scarichi più basse, porta ad una maggior frequenza di questo tipo di fenomeno. Per conoscere com'è esattamente la situazione. Ma sì, diciamo che tutte le scie di condensazione che si osservano nel cielo della nostra regione sono spiegabili normalmente come fenomeni meteorologici normali, sono delle nubi in tutto e per tutto uguali alle altre. Sono delle nubi che, come dicevo, si formano per motivi che sono noti all'interno dell'atmosfera terrestre, che sono più frequenti, che possono anche persistere a lungo tempo questo tipo di nubi, soprattutto quando sta arrivando una perturbazione atmosferica, quindi molto spesso quello che capita è che queste scie diventano più intense e persistenti e dopo 1 o 2 giorni si hanno anche delle precipitazioni, quindi volendo questo tipo di fenomeno atmosferico può essere anche utilizzato così per fare delle previsioni meteorologiche casalinghe, quindi quando queste nubi diventano persistenti si sa che il tempo può cambiare da qui a 1 o 2 giorni.